Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. Il monte è tanto caro ai nuoresi, anche all'amministrazione. Cosa intende fare di questo patrimonio cittadino? L'amministrazione intende fare ciò che abbiamo sempre prospettato anche agli elettori che hanno optato per la nostra opzione, cioè intendiamo tutelare da un lato l'ambiente e valorizzarlo al fine di rendere il monte tutelato come fruibile da parte dei nuoresi innanzitutto in un'ottica del benessere e poi dei visitatori esterni che si intendono attrarre proprio tramite la valorizzazione dell'ambiente. Siamo molto contenti perché il 21 di gennaio è stato approvato il regolamento di gestione della ZPS, che è uno strumento di tutela da un lato e di valorizzazione dall'altro molto importante e oggi siamo qua alla presentazione delle attività del CEAS che costituisce uno strumento fondamentale sia di programmazione e che di laboratorio di idee su ciò che c'è da fare appunto con l'ambiente al monte in ottica di sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche uno strumento vero e proprio di applicazione pratica di quella che è una visione che è insieme di educazione, appunto come dice la parola stessa, centro di educazione ambientale, alla sostenibilità, ma anche di fruibilità turistica.